Quest'anno, l'8 marzo, un DPC ha ritto cara casa non potimmo sci. Ognuno l'ha da fare che sta crianza, ognuno ha da tenere che sto pensiero. Quest'anno, appunto, da questo giorno, per questa triste e mesta epidemia, anch'io ci resto e con dei fiori adorno o barconcillo fuori a casa mia. Sabato mi è capitata un'avventura, siccome mi serviva del formaggio, Maronna si ci pensa che bruttura, andavo al market concedendomi quest'aggio. U fatto è che statemi a sentire, s'avvicinava l'ora la chiusura e io tomo tomo stavo per uscire buttando un occhio a qualche confettura. Chi si accaparrava cibo per un mese, non avendo rispetto per nessuno, carrelli pieni di 1000 pazze spese, chiedendosi ma ci arriviamo po' 31. A cassa di Coca-Cola un coppa a tutto, sotto una busticina di datterina, 3 rezze di vongole con una cesta di frutta, cannella, cannellone e biscottino. Proprio a distanza un metro a sta signora, gesteva nata donna piccerella, arrugnata e senza protezione, ma sotto un naso solamente una sciarpella. Rindemma nella poche cosa stringeva due uova, latte e un panino. Guardandola che pena mi faceva e bote come infame sto destino. Questa è la vita, capo a me pensava, chi tiene tanto e chi non tiene niente. A sta povera signora si aspettava, che pure sta epidemia era fedente. E mentre fantasticava sto pensiero, buttava in to carrello di panzarotte, pure se l'aveva fatto là da sera, mi immaginata volta che mi importa. Ma tutto a un tratto che vega lontana e due signori avvicinarsi alla parte mia, pensai, su fatto a me mi pare strana, ma perché alluccano in sta corsia? Da voi vorrei saper, cara donna, con quale ardire e come avete osato chiedermi di cedervi senza vergogna un lievito di birra dal mio cartonato. La precedenza è sacra e va rispettata, voi perdeste il senso e la misura. Stasera la pizza voi non ha bastata, io non vi ronco niente, ve lo giuro. Signora cara, ma non è colpa mia, io non vi volesse disturbare. Sono lenta, tengo la sciatalgia. Ma voi tutto sto lievito che una vita fa? Solo con un puzzullo io sarei contenta, facesse una pazzella a figlia, ma su fi, è proprio mo hobby, in questo momento me ne trasessero in due vasciami. E cosa aspetti, oh vecchia spennacchiata, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stata assai educata, avrei chiamato già la vigilanza. E fammi vedere, e chiamala sta vigilanza. La verità, signor, mi sono scocciata di sentire. E si perde la pazienza di faccio strascì. Ma chi te crede essere, non di? Ma vuoi capire che noi siamo uguali? Come rischi tu, rischio pure io. Sto Covid, sai? Ci vede tale e quale. Lurida pezza, come ti permetti paragonarti a me che del Codugno e del Pascale sono amica dei primari, abbiamo mangiato insieme pure a Natale. Ma tu qua a Natale, Pascale e Giuseppino, dopo mettere in capo in sta cervella che stai malata ancora di fantasia. Su virus, sai che è una livella, un re, un grand'uomo, un capo estate, sicuramente mo ha fatto punto che può morire a un momento a nato. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò stiamo a sentire non fa contessa. Se sei egoista tu ci sbatti un musso, perché a sto mondo siamo tutti stessi. E questo che ci impara sto virus.